Si chiude un nuovo mese, un mese importante, siamo molto contenti per l'andamento, abbiamo superato le 14.400 donazioni. Fidas tira le somme. Il bilancio a fine giugno è molto positivo. C'è un incremento che supera le 400 donazioni in più rispetto al semestre precedente. Insomma, le indicazioni sono incoraggianti, nonostante la carenza di medici nei centri trasfusionali. I centri trasfusionali hanno dovuto fare delle aperture ridotte proprio per mancanza di medici e di conseguenza oggi è il secondo anno che facciamo con questo regime, non abbiamo la possibilità di riportare le aperture come prima proprio perché non siamo supportati dalla possibilità che i medici hanno di andare e tenere aperti tutti i centri trasfusionali. Ricordando che qui al Dipartimento di Vicenza ci sono ben 11 centri trasfusionali ed è un dipartimento molto strutturato. Ovvio, ci aspettiamo un grande aiuto dalla sanità perché è necessario riportare i centri trasfusionali alle aperture come 2 anni fa, noi siamo fiduciosi. Nonostante le difficoltà però il trend delle donazioni in questo 2023 è in crescita. L'estate è il mese più difficile, ma il sangue è vita, non bisogna abbassare la guardia. Assolutamente, è importante continuare a mantenere la guardia alta. I pazienti hanno bisogno e necessitano di terapie ogni giorno, anche d'estate. E allora lo so, è caldo, lo soffriamo un po' tutti, magari le persone preferiscono andare a donare in momenti diversi, ma vi chiedo un grande sforzo, lo chiedo a tutti noi di provare ad andare a donare il sangue anche prima di andare in vacanza, per cercare di incrementare le scorte, per cercare di rendere possibile le terapie ai nostri pazienti.